Eccoci qua, siamo tornati in diretta, cominciamo a vedere il trailer di questo film, questo cortometraggio sullo stalking. Perché dovrei conoscere nuove persone? Non ti sei stancata di essere sola giù? Non sono sola, ho mia figlia. Sai che davvero non ci speravo? Che accettassi la mia richiesta di amicizia e questo invito a cena. Ho sempre avuto un ricordo molto positivo di te. Ho trovato una decina di messaggi, uno più ambiguo e osceno dell'altro. Dove l'hai presa questa maglietta? Beh, l'ha data un tuo amico oggi a scuola alla professoressa, pensavo lo sapessi. Giulietta. Pronto? Eleonora è contenta del suo regalo. Voi siete la mia nuova famiglia. Eleonora va informata di questa cosa, lo sai. Se chiami di nuovo mia madre ti denuncio alla polizia! Eleonora! Lasciaci in pace! Tu hai paura di me? Eccoci qui, siamo tornati in diretta, buongiorno, grazie per essere con noi a Mauro Baldanza, produttore del film Stop allo Stalking, e Rita Rusciano, interprete, l'avete vista nel trailer. Parliamo allora di questo progetto, come è nata l'idea di questo film? L'idea di questo film nasce da un fattaccio, purtroppo. In famiglia la moglie raccontava di una collega che aveva dei problemi con il nuovo fidanzato che voleva assolutamente più tempo da lei si voleva dedicare alle figlie e io l'ho presa come una cosa, quelle cose chiacchiere di donne poco importanti, e non gli ho dato importanza. È questo che ha contato, perché in realtà dopo qualche mese il fidanzato l'ha uccisa aspettandola sotto casa e si è suicidato. Questa cosa mi ha fatto un'impressione bestiale, ma mi ha colpito tantissimo, e mi ha colpito tantissimo che io mi sono ritenuto complice di questa cosa, perché non si era fatto nulla, non si era denunciata questa situazione. E abbiamo iniziato così a cercare di capire come poteva essere, cosa potevamo fare per mia figlia e per chiunque altro, insomma, in buona sostanza, per non finire in una cosa del genere, in un dramma di questo tipo. E l'esperienza ci ha portato chiaramente da quelli che ce ne occupano tutti i giorni, la polizia prima, Polizia di Stato, a Bologna, il questore che ci ha aiutato molto facendoci capire che cos'era, e abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto, soprattutto poi con l'incontro con Casa delle Donne. Casa delle Donne per non subire violenza, che è in realtà tutto questo progetto andrà a favore di Casa delle Donne. E con loro abbiamo capito com'era la cosa, abbiamo capito che lo stalking è un reato particolare, è diverso dagli altri. Non lo puoi fare di nascosto, cioè tu devi far sapere chi sei. Uno stalker si sa chi è. In questo caso il delitto perché miete tante vittime, perché crea tanti problemi? Non perché non sappiamo chi è il colpevole, lo sappiamo già da prima, ma perché sottovalutiamo il problema. Allora questo è stato il primo aspetto che ci hanno spiegato, e noi abbiamo pensato, per prima cosa, di realizzare un film che emotivamente faccia capire che anche quando lo stalker non è cattivo, non è quello del film che ti vuole uccidere, eccetera, però può causare dei danni irreparabili, danni gravissimi. E quindi bisogna denunciare. Come dice anche il questore nelle interviste che ha rilasciato con noi, eccetera, la denuncia va fatta sempre di questi casi. Perché? Perché nell'80% dei casi dopo la denuncia si risolve il problema. Quindi è indispensabile farla, è importantissimo. Questo film che abbiamo realizzato per convincere a questa cosa, l'abbiamo realizzato con un grande maestro, Ruggero Deodato. E noi ci tenevamo a non fare una cosa banale, e chiaramente siamo poi riusciti ad avere una protagonista bellissima che ci ha aiutato. Il maestro ci ha condito un prodotto sicuramente di qualità. Ci sono altre cose dentro, ma Diciamo tra un momento, diciamo magari tra poco, perché il maestro Deodato è al telefono con noi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Leggenda del cinema, Cannibal Holocaust, consigliamo a tutti di andarlo a vedere, ha segnato la storia del cinema. Il nostro regista Matteo Righi, detto il cinefilo, è felicissimo di poterla ascoltare stamattina, lo siamo ovviamente tutti noi. Grazie per essere al telefono con noi. Intanto le domandiamo perché ha scelto questo progetto, appunto è un tema di grande attualità, e come si è avvicinato a questo argomento? Allora, nella mia lunga carriera
ogni volta che c'è una novità seguo il motto piatto ricco mece ficco, cioè nel senso che le cose i messaggi più importanti che hanno diffusione popolare mi piacciono da morire, quindi passo da fiction ai ragazzi del muretto, alle pubblicità, Gianni, l'ottimismo e il profumo della vita, a questa denuncia dello stalking, che mi sembra ovvio che ognuno ci pensi. Io poi sono un promotore delle donne, perché aiuto sempre le donne, cerco quindi per me è stato molto importante dare questo messaggio. Grazie a Dio c'è il produttore Mauro Baldanza che mi conosceva e ha detto: forse voglio chiamare uno che di forza cinematografica se ne intende. Io ho cercato invece di essere un po' più cauto, perché forse non mi andava di mandare un messaggio troppo forte, troppo sanguinolento, però la cosa importante è che la denuncia per le donne di fare attenzione a internet, a Facebook, a tutte queste cose qui, perché è qui che praticamente arrivano i più grossi guai, insomma. Abbiamo qui con noi in studio l'interprete del film Rita Luciano, a cui domandiamo intanto come è stato lavorare con tanto regista, e poi appunto da donna quanto questo messaggio è importante, e poi quanto è culturale il problema dello stalking, perché appunto diciamo se si denuncia nella gran parte dei casi si risolve, diceva il questore, il problema è che poi non si denuncia perché magari non si capisce che c'è il problema oppure si ha paura. Esatto, allora l'esperienza per me è stata veramente stupenda, perché lavorare con un grande maestro come Ruggero Deodato è stato per me una crescita anche come attrice, quindi è stato bello. Si è creato un bellissimo affiatamento sia con i membri del cast che con tutto lo staff che con Ruggero, e diciamo che sì, il problema è un problema generale. Il vero problema è che lo stalking non viene considerato un problema, scusate la ripetizione, ma è questa è tutto lì il problema. È tutto lì, appunto, la questione è questa, perché intanto lo stalker in genere, o la stalker, perché comunque è un problema appunto generale, fa una specie di lavaggio del cervello alla vittima, quindi la fa sentire anche in colpa, perché comunque la vittima non sa che cosa fare, si sente anche quasi ridicola, come Giulia, il personaggio che interpreto nel film, non sa cosa fare, anche agli occhi delle amiche comunque si sente in difetto, e quindi è una situazione molto molto difficile da vivere. E tra l'altro mi era capitato poco prima di sapere che avevo superato il provino e che ero stata scelta per il ruolo, di parlare con una ragazza che subiva minacce e che purtroppo le subisce ancora, perché non è riuscita a denunciarlo, a dirlo, e quindi è complicato fare quel passo, appunto si passa anche dalla consapevolezza, da capire che cos'è questo reato, che è anche un reato recente, è stato introdotto recentemente nell'ordinamento, e per questo appunto diciamo i fondi raccolti vengono destinati alla Casa delle Donne per non subire violenza, che proprio di stalking, anche di stalking e di violenza domestica si occupa. Quindi al produttore domando dove si trova questo film, come si può vedere e come si può contribuire. Questo film, che non è solamente il film che abbiamo detto, ma è anche, abbiamo proseguito facendo un documentario con politici e con personalità della società civile per sapere le idee di tutti quanti sullo stalking e per poter continuare i dibattiti, ma soprattutto alla fine c'è un corso vero e proprio per la prima volta, fatto in collaborazione con Casa delle Donne, grazie alla loro esperienza, e con l'avvocato Zaccaria, che si occupa solo di questo problema. C'è un corso che pratico, cioè tu grazie a quello riesci a schivare il problema, cioè chi ha un problema del genere lo risolve in quelle maniere, con quei metodi. Questo lo abbiamo distribuito grazie alla forza di Coop Adriatica, in tutte le ipercoop di Coop Adriatica lo si trova al punto d'ascolto, e anche sul sito stoppalostalking.it è in vendita, perché chiaramente Coop Adriatica non copre tutta l'Italia, e quindi lo vendiamo sul sito, ripeto, www.stoppalostalking.it. A Bologna e vicinanze e anche in moltissime edicole. Gli edicolanti hanno preso a cuore la cosa e lo stanno presentando ai clienti.
Ottimo messaggio. Abbiamo un minuto per una domanda che mi arriva dalla regia per il regista del film sul cinema italiano, sul futuro del cinema italiano. Che cosa pensa, cosa si aspetta Ruggero Deodato? Dal cinema italiano? Sì. Dal cinema italiano un momento di stasi veramente, perché si fanno solo delle commedie e purtroppo non si riesce a fare un film di genere, che è stata poi la nostra grande forza all'estero. Purtroppo in questo momento niente, mancano i fondi. Io mi sto accingendo a girare un film che mi riguarda, che è un thriller, che però è molto sociale, e che spero di realizzare, perché ci sono molte difficoltà, però penso che a maggio dovrei cominciarlo. Però è veramente difficile superare adesso l'ostacolo di fare uscire un film oltre Locarno, oltre Lugano, perché purtroppo le nostre commediole non funzionano per l'estero. Non vanno troppo lontani, invece ci sono altri temi, ricordiamo registi famosi appunto come Tarantino, che continua a citare registi italiani, lei compreso. Grazie infinite al maestro Deodato per essere stato con noi stamattina. Saluti a tutti, grazie a voi. Arrivederci alla prossima, abbiamo una fotografia. Sì. Saluti Rita. Ciao, ok, qui la saluta anche lei, poi magari vi sentite. Mandiamo in onda allora la copertina di questo DVD sul computer, Matteo. Eccola qui, così potete riconoscere il logo del DVD, appunto contribuite acquistandolo all'attività della Casa delle Donne per non subire violenza. Grazie ai nostri ospiti stati con noi stamattina, grazie a voi per l'attenzione. Noi ci vediamo, ovviamente questa puntata potete rivederla su Facebook, su Twitter e sul nostro canale YouTube. Siamo anche in replica tra poco alle 11:30 su Rete 8, alle 14 su Nuova Rete canale 110 e poi appunto su internet quando volete potete rivederci. Noi comunque ci rivediamo domattina alle 10. Buona giornata.